Approfondimento post telegiornale, siamo in compagnia di Fabrizio Zacchigna che è il segretario provinciale della Filctem CGIL, grazie per essere venuto nei nostri studi. Non parleremo dei referendum perché abbiamo già trattato l'argomento nel nostro telegiornale, però parliamo di un argomento che per quanto riguarda la nostra città ha un impatto più grave, diciamo così, dei referendum, ed è la crisi Tirso. È brutto dire gli ultimi giorni, però questo è fondamentalmente. Ci sono alcuni appuntamenti in programma, però sono gli ultimi, insomma. Certo, innanzitutto la ringrazio per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Sì, siamo agli ultimi giorni. Il giorno 12, praticamente tra 2 giorni, è il termine, diciamo, per un'eventuale offerta. Noi sappiamo tutti che la ditta Roncadin, che comunque faceva una produzione differente dal tessile, si è ritirata più di una decina di giorni fa. Quindi noi adesso, le lavoratrici e i lavoratori, siamo a conoscenza che verranno convocate il giorno 16 a gruppi dei centri per l'impiego. Il giorno 17 siamo tutti convocati come segreterie provinciali in Confindustria, ci sarà anche il patron della Tirso o gruppo Firmamade. E lì sarà E lì bisogna capire quali scenari che si prospettano. Ovviamente il scenario peggiore di un licenziamento collettivo, nonostante che ci sia ancora una cassa integrazione straordinaria che scade il 31 settembre, se tutte queste lavoratrici e questi lavoratori verranno licenziati, bisognerà trovare un metodo per ricollocarli. di quante persone si parla? Ma sempre sulle 160, sì, magari c'è stata qualcuno che si è dimesso, ma comunque parliamo sempre di 160 unità. E sono persone, Zacchigna, che possono essere, è brutto usare questo termine così burocratico, ma non me ne vengono in mente altri, possono essere ricollocati con facilità oppure le caratteristiche anche, come si dice, anagrafiche lo rendono piuttosto complesso? Allora, condivido con lei che le caratteristiche anagrafiche le fa da padrona perché sono tutte quante, ma la maggior parte donne, over 50. Diciamo che questo passaggio con Roncadin sarebbe stato anche l'ideale, visto che sì, comunque nei stabilimenti Roncadin la buona parte della popolazione lavoratrice sono di sesso femminile. Bisogna trovare adesso, capire se ci sono delle prospettive a livello industriale, perché il ricollocamento a nostro avviso sarà molto difficile. Il discorso della Tirso, che poi negli ultimi mesi si era andato accumulando ad altre problematiche, penso alla Flex, penso anche certo, chiedo scusa non mi viene in mente il nome, quella che si è alla U-Blox, eccetera, riporta il discorso sul tessuto industriale della città che insomma è quello che è. È un tessuto industriale indubbiamente in sofferenza. Come ha citato lei, Flex e U-Blox sono 2 aziende che hanno avuto dei problemi, hanno cercato di delocalizzare la produzione, e Tirso è l'ultimo esempio. Tirso siamo già dal 2022, quando un gruppo di lavoratrici col contratto a termine sono state lasciate a casa, parliamo di 50 unità, e poi dal 22, 23, 24 la produzione è sempre stata ridotta, anche gli stipendi andavano erogati con percentuali del 30-40%, non di più. Che cosa ci dice ancora della situazione del comparto industriale triestino, la questione Tirso, e che cosa ci dice, se ci dice qualche cosa, e immagino di sì, anche per quanto riguarda il settore industriale italiano, insomma, perché per quanto piccola la realtà, però sappiamo benissimo che le realtà grandi sono fatte anche di tante realtà piccole. Ma il settore industriale italiano, diciamo,
il problema nostro principale, a mio avviso, lo dico anche come segretario provinciale della Filten, che va a trattare proprio il comparto energia, è un problema proprio energetico. Manca un piano di rinnovo energetico, il costo delle bollette la fa da padrona non solamente per i singoli utenti, ma anche per le grandi aziende energivore. Quindi questo è il principale luogo che buone aziende vanno in sofferenza. Adesso noi facciamo l'esempio delle aziende tessile, posso dirle aziende del vetro, aziende della ceramica, no? Tutte aziende che consumano grande quantità di energia o elettrica o anche gas. Invece la questione, un'altra delle questioni che voi sindacato dovete affrontare e che comunque devono affrontare anche le famiglie, è inutile nascondersi dietro un dito, è anche la questione delle delocalizzazioni che assumono contorni preoccupanti e per le quali veramente non si vede la fine, perché che cosa si può fare per evitarle? Ma andrebbero fatte delle leggi ad hoc in cui, una volta ricevuti anche dei sostegni o degli incentivi, che siano regionali o statali, chi investe, che sia nella nostra regione o in altre regioni, deve mantenere il suo standard produttivo almeno per degli anni che concedano, che permettano di crescere e non, finiti gli incentivi, di delocalizzare. Questo a nostro avviso è un dato fondamentale. Cioè è una sorta di peccato originale. Un peccato originale, perché poi condivido. dopo... Certo. Invece, tornando più su Trieste, no? C'è questa grande, come si dice, polarizzazione, più a livello magari di discorsi che non di realtà, ma comunque, insomma, c'è chi dice il futuro della città è un'economia fondata prevalentemente sul turismo o sui servizi ad esso collegati, ed è anche vero, lo dico perché l'abbiamo visto, che il turismo è anche abbastanza volatile, basta poco perché il settore si contragga, come è accaduto in periodo pandemico. Bisogna dire la verità, basta altrettanto poco perché il settore poi riprenda, però certamente, diciamo così, non è un settore che garantisca tranquillità. E poi c'è il discorso appunto sulla necessità di mantenere e rafforzare quel settore appunto industriale che forse in città da parecchi anni a questa parte, probabilmente dalla crisi dei cantieri in poi, ha mostrato sempre una maggiore sofferenza. Innanzitutto, ha senso come divisione, come contrapposizione, oppure, ripeto, è un discorso che è facile fare parlando fra chi non è addentro alle cose? No, condivido con lei, il turismo comunque noi non è che siamo contrari al turismo, anzi il turismo fa parte, abbiamo una città splendida in cui è molto visitata da tanti stranieri, anche italiani, quindi per noi va benissimo, crea comunque dei posti di lavoro, però noi sappiamo che lavorare nel comparto dell'industria ti porta a casa di una differenza anche salariale. Noi siamo sempre dell'idea, io parlo come Filten, anche come magari Camera di Lavoro, che un tavolo di crisi è sempre ben accetto, di discussione con tutte le istituzioni, perché in questo momento, come si sono palesate le situazioni di flex o blocks, risolte magari parzialmente, però bisogna sempre monitorare e verificare il tutto. Non possiamo vivere solamente di informativa, bisogna avere un confronto mirato e dettagliato su tutti i tipi di argomenti e su tutte le proposte che vengono fatte. Il caso di Roncadin, che a 3/4 di operazione lascia il tutto, ci deve far riflettere, ok? Si sono state date le garanzie dettagliate a chi voleva investire su questo territorio, a chi avrebbe garantito 160 comunque assunzioni subito, perché erano necessarie mettere in sicurezza quelle lavoratrici, e in più c'era la prospettiva di ampliare lo stabilimento e di assumere altre 160 o 200 unità. Quindi insomma noi pensiamo che un tavolo di confronto sia sempre utile e necessario, proprio per ciò che non si vadano a
riproporre queste situazioni come erano cadute. Sono situazioni alquanto gravi, non dispiacevoli ma gravi, veramente. Adesso troviamo queste ragazze, queste lavoratrici che rimangono ferme in balia un po' delle cose, degli eventi. Anche perché questa è una situazione che, come dire, molto spesso anche noi che le raccontiamo dal nostro punto di vista delle volte dimentichiamo alcuni aspetti, nel senso che una persona a casa che non lavora significa anche, come posso dire, significa che i figli non possono studiare con facilità, significa non avere la tranquillità per programmare, e chiedo scusa se forse insisto troppo su questo, proprio sul futuro dei figli, che è la parte essenziale e fondamentale della famiglia. Quindi non è solo la gente che sta a casa e non ha più il posto di lavoro, è la prospettiva per il futuro che viene interrotta in maniera drammatica. Ma lei fa bene insistere, è un elemento fondamentale anche il discorso della famiglia, no? Perché la famiglia ci risentono tutti quanti, non solamente le lavoratrici e i lavoratori, ma come ha fatto l'esempio lei, anche i figli. E mandare un figlio all'università adesso studiare, ha dei costi esatto. non indifferenti. Assolutamente condivido con lei questo pensiero. Volevo chiedere ancora un'ultima riflessione. Io trovo sempre, non so, i sindacati, il fatto che i sindacati siano da parecchio tempo a questa parte quasi sotto assedio, no? Nel senso come se i sindacati dovessero giustificarsi, eccetera. Che sensazioni vi porta, insomma? Vabbè, sono discorsi che vengono fatti anche da parti ben definite e identificabili, però non so, anche il vostro lavoro non credo sia semplificato o aiutato da tutto ciò, insomma. Ma guarda, il nostro lavoro ci tiene in costante contatto con le persone. Le persone hanno bisogno di risposte, non sempre riusciamo a dare delle risposte concrete, perché dipendiamo anche da fattori esterni. Giustamente, come dice lei, magari il sindacato in qualche momento può perdere credibilità, ma noi cerchiamo di essere sempre presenti con le persone e di far capire, insomma, qual è il nostro messaggio e cosa si fa. Questo è importante, cosa si fa. Noi questa situazione di Tirso non vogliamo perderla. Il giorno 13 comunque faremo anche una conferenza stampa, che è il giorno dopo del famoso 12, come data, diciamo, di un possibile closing, che non ci sarà, però il giorno 13 faremo una conferenza stampa invitando nuovamente tutte le lavoratrici a partecipare. Questo è una delle cose che noi dobbiamo fare, dimostrare almeno, insomma, la vicinanza e dare dei messaggi, perché le persone hanno bisogno dei messaggi concreti e dei fatti concreti. Quindi bene. Allora io ringrazio Fabrizio Zacchigna, che è il segretario provinciale della FILCTEM CGIL, per essere stato con noi. Buon lavoro, speriamo anche, logicamente sarebbe la cosa più bella per noi, dare notizie positive per quanto riguarda il futuro della Tirso, soprattutto, ripeto, per le lavoratrici e per le famiglie delle lavoratrici, perché, ripeto, quello è l'aspetto più fondamentale dell'intera faccenda. Grazie ancora. Chiedo scusa. No, prego. La ringrazio e buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a tutti, buon proseguimento. Muore per un malore sul Monte Calvario davanti al figlio di 10 anni, una passeggiata nel bosco trasformatasi in tragedia, inutili tentativi di rianimazione da parte del 118. Aggredisce gli operatori armato di coltello, poi si scaglia contro i carabinieri durante l'arresto, arrestato 45enne al centro di salute mentale di Domio. Risse e violenze causate dall'abuso di alcol nel centro di Trieste, sindaco di Piazza Assessore De Gavardo assicurano in arrivo una nuova stretta.
In attesa dello sblocco dell'iter per la presidenza del porto, il già designato Antonio Gurrieri è stato nominato commissario dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale. Torna a crescere, ma molto meno che nel resto d'Italia, l'economia della nostra regione, che paga il calo dell'export e le dimensioni ridotte delle imprese. Dopo il flop del referendum e il dato di affluenza fermo al 27% in regione, imporre una serie di riflessioni l'analisi di Fedriga, Conti del PD e Piga della CGIL. Il sindaco di Piazza premia l'allenatore Tesser per la salvezza delle triestine e lo blinda per il futuro. Per far rimanere il mister però la dirigenza deve accelerare. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Tragedia sul Monte Calvario nel Goriziano, un cinquantenne morto dopo essere stato colpito da arresto cardiaco durante una passeggiata con il figlio di 10 anni. Il giovane, guidato al telefono da un operatore della Sores, ha tentato di rianimare il padre con il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. È morto sotto gli occhi del figlio di 10 anni che stava tentando di rianimarlo dopo aver lanciato l'allarme. Una tragedia, quella avvenuta a circa 50 metri dal monumento del Monte Calvario a Gorizia. Nella tarda mattinata la sala operativa della Sores ha ricevuto l'allarme. Un uomo di 50 anni, residente nel capoluogo isontino, stava camminando assieme al figlio sul sentiero alle pendici della collina. I due stavano salendo per poi rientrare con un giro ad anello al punto di partenza. Questo il programma della passeggiata, finita nel peggiore dei modi. A pochi passi dal monumento il cinquantenne ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Il figlio di 10 anni, in preda alla disperazione, ha però mantenuto la lucidità per chiamare subito i soccorsi, mentre il padre andava in arresto cardiaco. La sala operativa della Sores ha guidato al telefono il bambino per la pratica del massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. A lungo il giovane si è impegnato per rianimare il padre, mentre riceveva istruzioni costanti dalla voce dall'altro capo del telefono. Sul Monte Calvario sono arrivati i medici in ambulanza, il soccorso alpino e anche i vigili del fuoco. I soccorritori hanno dovuto percorrere il sentiero per raggiungere padre e figlio. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il bambino è stato riportato a casa dalla madre dopo che la stessa aveva appreso la terribile notizia. Ancora un'aggressione contro personale infermieristico è accaduto ad Omio. Il responsabile, seguito dal centro di igiene mentale, è stato arrestato dai carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile di via Ermet hanno tratto in arresto un triestino 45enne resosi protagonista di un ulteriore episodio di aggressione contro personale sanitario. Il tutto è accaduto al centro di igiene mentale di Domio, dove l'uomo, in cura presso la struttura, si era recato per ritirare alcuni medicinali. Chiesto ed ottenuto un pasto, l'individuo, senza ragione, aveva raggiunto il primo piano dello stabile ed aveva aggredito dapprima verbalmente alcuni infermieri. Quindi aveva estratto un coltello dal proprio giubbotto e col coltello ancora in mano, intento a mangiare seduto ad un tavolo, lo avevano trovato i carabinieri intervenuti d'urgenza. L'uomo si rifiutava di appoggiare il coltello come chiestoli dai militari ed aveva cominciato ad ingiuriarli e minacciarli, puntando l'arma contro uno di essi. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione, con cautela ed attenzione, i carabinieri sono riusciti a disarmare l'uomo, che poi è stato condotto al Coroneo. Sempre più verso nuovi controlli, sempre più verso l'adozione di dispositivi di sicurezza per arginare il fenomeno delle risse in città. Ne abbiamo parlato con il sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo. E ripeto, con l'arrivo del nuovo prefetto metterò in moto una serie di controlli molto importanti. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ancora una volta lo rimarca la nostra emittente. In corso di valutazione un piano antiviolenza a Trieste da condividere il prima possibile con il nuovo prefetto. Un giro di vite, una stretta con nuovi controlli e presidi del territorio che potrebbe ricalcare il modello delle zone rosse. Le risse in città ormai avvengono ogni settimana, soprattutto di sera, ma non solo. Molte volte, come ricorda anche l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, Caterina De Gavardo, c'è un chiaro elemento scatenante. Protagonisti di questi episodi, cittadini stranieri, ma anche triestini. No, ci siamo resi conto che l'alcol sicuramente è un detonatore a tantissime situazioni che poi a causa dell'alto tasso di alcol possono sfociare in situazioni di disagio e degrado costante.
Il Comune, nella persona del primo cittadino, può ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e anti-alcol che nel recente passato avevano posto un freno alle violenze. Sì, le ordinanze sindacali che noi abbiamo introdotto per la prima volta nella storia della nostra città il 1° agosto del 2024 ponevano dei limiti anche all'apertura dei locali, ponevano il limite delle 24 come obbligo di chiusura serale in alcune determinate piccole zone della nostra città ed erano stati uno strumento piuttosto importante che aveva dato sicuramente dei buoni risultati. E si tratta però di uno strumento temporaneo e limitato nel tempo e limitato nell'area. Vanno fatte le giuste valutazioni di quali siano le aree più sensibili su cui poter applicare questo strumento e chiaramente queste valutazioni vanno fatte a livello globale in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco che quindi non si può escludere un intervento mirato con l'impiego di forze dell'ordine in varie aree della città per intensificare i controlli nelle ore pomeridiane e in quelle serali, da Piazza Perugino e Piazza Venezia fino al Salotto Buono di Trieste, Piazza della Borsa e Piazza Unità. Risse e liti anche con il lancio di tavoli, sedie, bottiglie e l'utilizzo di tirapugni che ormai avvengono in mezzo a turisti e famiglie. Nonostante le modifiche al codice della strada, il numero di incidenti in un anno a Trieste rimane elevato, secondo l'ultimo report della Polizia Locale. Troppi inoltre gli incidenti mortali, 11 nel periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025. Anche le modifiche al codice della strada non hanno apportato, almeno sul territorio di Trieste, un grande beneficio in termini di diminuzione di incidenti stradali, quindi quelli sono sicuramente un'attività preponderante e purtroppo stabile. Numeri più o meno in linea con quelli del report precedente, illustrati alla caserma di via Revoltella i dati sull'attività della Polizia Locale di Trieste, preso a riferimento è il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025. Preoccupa il numero elevato degli incidenti, 1937 in un anno, di cui 1161 con soli danni materiali, 765 con feriti e 11 mortali. Quest'ultimo un numero elevato per una città come Trieste, come ha sottolineato il comandante Walter Milocchi. In ben 179 episodi, inoltre, è stato investito un pedone. Qualche vizio così dei triestini sulla sosta, perché c'è anche la decurtazione dei punti quando ti metti in fermata bus e quindi insomma abbiamo cercato di perseguire soprattutto tenere a viva le fermate bus, i parcheggi per disabili, le zone carico-scarico merci. Migliaia le violazioni del codice della strada accertate per mancata revisione del mezzo, fuga da incidente, mancata assicurazione, guida col telefonino e senza cinture, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, mancata precedenza a pedoni e veicoli e omissione di soccorso. Sul fronte dell'attività di contrasto a violenza, stalking e abusi, in un anno sono stati effettuati 31 arresti e 371 denunce. Polizia locale impegnata anche nella lotta al degrado, in un anno 443 DASPO e 5 allontanamenti dalle zone rosse. Il corpo municipale è stato impiegato anche per il monitoraggio dei tanti grandi eventi a Trieste. Fra le novità di quest'anno l'unità cinofila, l'armamento e il servizio H24. L'impiego delle pattuglie notturne va ad aumentare il carico di lavoro, 231 i membri del personale fra agenti, ispettori, commissari e dirigenti, ma spiega Milocchi, sono un importante aiuto per tutte le forze di polizia. Ovviamente toglie 2 pattuglie negli orari diurni, insomma, quindi sono 2 pattuglie in meno durante il giorno, ma questo di notte sgrava le altre forze di polizia di dover rilevare incidenti stradali. Insomma. Antonio Gurrieri, che ha ricoperto nell'ultimo anno il ruolo di segretario generale facente funzione dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, è stato nominato commissario straordinario dello stesso ente che comprende i porti di Trieste e Monfalcone. La nomina che risolve l'impasse. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la nomina del nuovo commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, che comprende i porti di Trieste e Monfalcone, designando Antonio Rosario Gurrieri, già segretario generale facente funzioni dell'autorità. La sua nomina, spiega una nota del MIT, è stata formalizzata in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente, con decorrenza da oggi, 10 giugno. Il Ministero esprime
esprime gratitudine al commissario uscente Vittorio Torbianelli per il lavoro svolto e augura buon lavoro al dottor Gurieri, che avrà il compito di garantire la continuità e lo sviluppo delle autorità portuali in una fase cruciale per la competitività del sistema logistico nazionale. La nomina fa seguito all'intesa già espressa dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e alle audizioni svolte davanti alle commissioni parlamentari di Camera e Senato. In attesa del perfezionamento dell'iter formale per la designazione del presidente, Gurieri assicurerà la piena operatività dell'ente. Sono grato al ministro per la fiducia che mi è stata accordata, ha dichiarato Gurieri, e assicuro il massimo impegno nella continuità dell'azione amministrativa. Gurieri vanta una lunga esperienza nel sistema portuale logistico, avendo già ricoperto ruoli di primario piano all'interno dell'autorità, tra cui quello di segretario generale e amministratore delegato della società intermodale Alpe Adria SPA. Torna a crescere, ma molto meno che nel resto d'Italia, l'economia della nostra regione, che paga il calo dell'export e le dimensioni ridotte delle imprese. Il PIL cresce di mezzo punto percentuale, sono i dati economici contenuti nel rapporto annuale di Banca Italia. In termini, oggi come stiamo? Oggi stiamo in una forma, abbastanza intermedia. Di fatto abbiamo avuto un recupero dopo la pandemia e questo recupero però è fortemente decelerato negli ultimi anni. Negli ultimi 2 anni, in Friuli Venezia Giulia, la crescita è stata bassa. Un quadro in chiaroscuro, quello delineato dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia del Friuli Venezia Giulia. La crescita c'è stata e ha recuperato il calo del 2023, ma è nettamente inferiore a quella registrata in altre regioni italiane. Se noi andiamo a guardare quello che è successo dalle crisi finanziarie, abbiamo fatto un approfondimento su questo con un'analisi dal 2007, vediamo che il Friuli Venezia Giulia è cresciuto meno, direi abbastanza meno rispetto all'Italia, 6 punti percentuali in meno, e questo è appunto collegato specialmente, direi quasi esclusivamente, agli aspetti della dinamica demografica che sta penalizzando lo sviluppo della regione in questa fase negli ultimi 15 anni. In base all'indicatore della Banca d'Italia, nel 2024 il PIL regionale sarebbe aumentato dello 0,5%. In un contesto di debolezza della domanda estera, l'attività economica è stata sostenuta dalla dinamica dei consumi e della spesa pubblica finanziata anche dai fondi PNRR. La riduzione dell'export è stata del 4,5%, un trend che dura ormai da 2 anni, e a risentirne soprattutto l'industria, ad eccezione della cantieristica. C'è anche un altro aspetto che è quello della frammentazione del sistema produttivo, cioè quindi la piccola impresa, il ruolo della piccola impresa, nel senso che noi vediamo che specialmente le dinamiche innovative sono connesse alla presenza di grande impresa e la qualità della domanda di lavoro è connessa alla grande impresa. La movimentazione nei porti di Trieste e Monfalcone segna un più 6,3%, ma si riduce il traffico dei traghetti Ro-Ro, segno della debolezza dell'economia tedesca, mentre gli effetti della crisi del Mar Rosso sui container si sono riassorbiti nel corso dei mesi. Nel 2024 l'occupazione in regione è cresciuta dell'1,5%, soprattutto tra gli autonomi e i dipendenti a tempo indeterminato. Si vota troppo, spesso si vota contro. Secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, anche per queste ragioni il referendum e le altre consultazioni elettorali non raggiungono il quorum oppure presentano percentuali basse, laddove il centro-sinistra, sempre secondo Fedriga, si unisce esclusivamente se si deve contrastare il governo. Mi sembra che la sinistra abbia cercato di politicizzare in modo molto forte questo referendum come fare un voto contro il governo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la maggioranza ne esca rafforzata, però io rispetto del voto dei cittadini, stiamo parlando di un referendum, non stiamo parlando di un voto politico. Non affonda il coltello nella piaga il presidente della regione Massimiliano Fedriga il giorno dopo il risultato per certi versi prevedibile dei 5 referendum, per nessuno dei quali è stato raggiunto il quorum. Sottolineata la tendenza di trasformare ogni consultazione elettorale o referendaria in una sorta di sondaggio sul governo in carica, il governatore tuttavia non risparmia una frecciatina all'opposizione di centrosinistra, uscita sconfitta dalla scarsa affluenza alle urne. Mi secca sempre entrare in casa altrui, però mi sembra che in realtà la sinistra stia insieme contro qualcosa o qualcuno, non sta insieme per un progetto di paese condiviso, e lo si vede anche da posizioni totalmente eterogenee che hanno al loro interno, e questo i cittadini ovviamente lo percepiscono, perché uno non deve soltanto vincere per far perdere l'altro, ma deve governare, e su questo penso che si veda che la sinistra ancora ha questa criticità.
Federica non ha difficoltà ad ammettere la crisi del sistema referendario usurato nel nostro paese da troppe consultazioni a volte astruse e certamente non riconducibili ad un quesito, come dire, essenziale. Detto poi che nel nostro paese non è previsto il referendum propositivo. Un referendum propositivo che possa approvare magari delle norme di grande interesse sempre all'interno di questo quadro di grande interesse generale, possiamo valutarlo. Il Presidente della Regione non si sottrae ad una riflessione più ampia per quel che riguarda la scarsissima affluenza alle urne, precipitata fra domenica e lunedì, ma che da tempo rappresenta una tendenza preoccupante. Secondo Federica, semplicemente nel nostro Paese si vota troppe volte. Cercherei di accorpare le votazioni. Noi abbiamo elezioni in primavera, in autunno, l'anno dopo è in primavera e in autunno, non è possibile. Noi abbiamo iniziato in Friuli Venezia Giulia a fare una riflessione, è chiaro che dovrebbe esserci un coordinamento anche a livello nazionale per accorpare le tornate elettorali. Flop per la consultazione referendaria dunque in Friuli Venezia Giulia con un'affluenza di poco superiore al 27%. I commenti della segretaria regionale del PD Caterina Conti e del segretario regionale della CGIL Michele Piga, sindacato che era tra i promotori dei quesiti. In Friuli Venezia Giulia il dato dell'affluenza al referendum si è fermato al 27,58%, al di sotto anche del 30% della media nazionale. Il quorum dunque è rimasto un vero e proprio miraggio. In 4 quesiti su 5 il sì ha comunque prevalso con oltre l'82% delle preferenze, licenziamenti illegittimi, tutela delle piccole imprese, contratti a tempo determinato e sicurezza sul lavoro. Si è fermato invece al 60% dei voti positivi il quesito che interrogava sulla riduzione da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana. 14 milioni di italiani al voto sono comunque un numero molto significativo. Naturalmente per raggiungere il quorum serviva molto di più. Non è la prima volta nell'arco degli ultimi 30 anni che non si raggiunge il quorum. Ricordo che è stato raggiunto una volta sola dal 1995 in occasione di un referendum sul nucleare. In ogni caso abbiamo posto al centro i temi sociali del lavoro, della cittadinanza. Penso che sia importante che il Parlamento parli di questi temi che sono centrali, la precarietà, la sicurezza, il subappalto, insomma sono temi fondamentali per l'Italia di oggi, e poi c'è il tema della cittadinanza su cui andrà fatta una riflessione aggiuntiva, perché i dati sono emblematici, sono anche diversi rispetto ai quesiti sul lavoro. Il referendum non è andato bene perché non abbiamo raggiunto il quorum del 50% più 1. E il nostro obiettivo era quello di cancellare delle leggi sbagliate che portano a una forte precarizzazione del mondo del lavoro, ai temi di salute e sicurezza e alla questione della dignità del lavoro. Però partiamo insomma da un dato e da una forte sensibilità delle cittadine e cittadini del nostro Paese su questi temi, ed è chiaro che per questi temi per noi sono ancora degli obiettivi che perseguiremo utilizzando tutti gli strumenti, quella della contrattazione, quello della rappresentanza sociale sui territori. Sulla questione del terzo mandato ai governatori, Fratelli d'Italia resta contraria. C'è una dichiarazione del presidente di Forza Italia, Forza Italia resta contraria. C'è una dichiarazione del presidente di Forza Italia Tajani, che è anche vice ministro e ministro degli esteri. Siamo contrari, è la posizione che abbiamo sempre avuto. Siamo pronti ad ascoltare tutti, il terzo mandato devi farlo anche per i sindaci, diventa una cosa troppo complicata, non si può farlo alla vigilia del voto, ma noi per principio, ha ribadito Tajani, siamo contrari al terzo mandato. Fratelli d'Italia e Lega possono andare avanti comunque, è stato chiesto a Tajani, io dico sempre quello che penso, poi quello che pensano gli altri devono dirlo gli altri, ha risposto il vice primo ministro. Lo ripeto, sono pronto a dialogare con tutti, ad ascoltare le regioni, gli altri devono anche ascoltare le nostre ragioni. Le incrostazioni di potentati rischiano di essere dannose per i cittadini. Questo, ripeto, era una serie di dichiarazioni di Antonio Tajani sul terzo mandato ai governatori, che vede Forza Italia contraria. E adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con altri servizi.
Rientriamo in studio. Il Comune ha in cantiere un progetto per rifare quella parte di muro crollata che delimita la carreggiata in strada del Friuli. La nostra emittente ha risposto alle segnalazioni dei residenti che chiedevano delucidazioni sullo stato attuale dell'opera. Per rispondere alle segnalazioni dei cittadini già partite per Strada del Friuli mesi fa e poi segnalazioni fatte a noi anche nelle scorse settimane per la situazione, il restringimento di carreggiata in Strada del Friuli venendo da Trieste, per intenderci, siamo poco dopo il Faro dove i cartelli segnalano anche appunto la presenza di questo piccolo cantiere. Perché? Perché va riparato il muretto, sostanzialmente soldi che sono già stati stanziati dall'amministrazione comunale per rifare questa parte di muro che ha ceduto, insomma lo vedete che è danneggiato, quindi chiaramente non si può entrare all'interno di quest'area per motivi di sicurezza, però la notizia che abbiamo appreso, come detto poc'anzi, è che appunto i soldi sono già stati stanziati, si sta appunto valutando il progetto per poi prossimamente intervenire per questi lavori. E certo i residenti avevano segnalato la situazione perché chiaramente parliamo di una strada di fatto stretta, una strada stretta che di fatto ancor più ristretta è chiaro che va segnalata bene perché insomma per scongiurare qualsiasi tipo di incidente da un lato e dall'altro. Ci sono i semafori ovviamente per favorire questo senso unico alternato in modo tale da escludere possibilità di incidenti. I residenti della zona preoccupati proprio perché appunto si temeva una questione di scarsa sicurezza. In realtà adesso abbiamo appreso che comunque la zona è transennata, poi ci sono i semafori, i soldi sono stati stanziati, quindi il lavoro verrà fatto. Allora, abbiamo speso, in quella volta era presidente Illy, abbiamo fatto quelle 2 dighe, ti ricordi? Abbiamo speso miliardi per mettere a posto. Qual è il problema della strada del Friuli? Che era una carareccia per le mucche, i cavalli, e continuiamo a investire perché continua a crollare. Ripeto, abbiamo fatto quelle 2 dighe enormi che abbiamo tolto ai presenti tutta quella cosa e bisogna continuare a fare, si chiama manutenzione ordinaria e straordinaria. Il sindaco ha premiato con uno speciale riconoscimento del comune Attilio Tesser, l'allenatore che è stato il principale artefice della salvezza della Triestina. A Attilio Tesser, in segno di apprezzamento e ringraziamento per il fondamentale contributo alla permanenza della Triestina Calcio in Serie C, frutto di un intenso lavoro sempre contraddistinto di serietà e impegno da una non comune capacità di motivare i giocatori anche in un momento difficile come quello affrontato di recente dalla squadra. Grazie. Commozione sincera quella di Attilio Tesser nel ricevere riconoscimento del Comune di Trieste dalle mani del sindaco Roberto Di Piazza per aver contribuito in modo decisivo a salvare la Triestina in Serie C. Una cerimonia informale ma sentita, quella nel salotto azzurro del Comune, con la moglie del mister Nicoletta, anche lei visibilmente emozionata, e una truppa di supporter dell'Unione capitanati dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul. Essere premiati dal sindaco è un qualcosa di importante. È un premio per quello che è stato fatto quest'anno qui, io lo dedico alla città, ma ai miei collaboratori e ai ragazzi che sono loro poi i protagonisti che vanno in campo, e anche alla società che ha contribuito sicuramente a fare il suo in questo momento, e a tutti i tifosi, perché Trieste merita ben altro. Quanto al futuro, il primo a blindare mister Tesser per la prossima stagione è stato proprio il sindaco, ma bisogna fare presto. 9 punti non sono pochi. Se programmi qualcosa di fatto bene sono recuperati. Quest'anno quanto hai recuperato? L'ira di Dio? Sì, se poi dipende dalla squadra che faranno e chi allenerà questa squadra. Tu devi da quando sono via non più sentito metto una pregiudiziale secca, se no non vi parlo più. Il sindaco ha provato a blindarti, sembrava una puntata di calciomercato. Sì, è stato gentile, cordiale, come sempre, persone gentili mi fanno sentire l'affetto veramente della città che lo sento profondo, e lo ringrazio per tutto questo qua. Però dal giorno che è finito il campionato io, a parte 2 giorni dopo per salutare Menta, non ho più sentito nessuno della società. So fino a ieri hanno avuto sicuramente il problema dell'iscrizione. Io sono qua, sono disponibile a rimanere a Trieste perché sto bene
in questi ultimi giorni mi sono arrivate, proprio in questi ultimi 2 giorni, da sabato e domenica, delle proposte lavorative, e quindi spero che, se la Triestina può avere su di me un pensiero, che si facciano loro sentire. La mia disponibilità c'è, perché dopo devo valutare anche altre situazioni, ripeto, che sono nate proprio tra sabato e domenica. A Gorizia gli eventi della Capitale Europea della Cultura trainano il turismo nei primi mesi del 2025. I dati sono stati presentati quest'oggi in municipio alla presenza dell'assessore regionale Bini. Oltre 28.000 visitatori in castello da gennaio a maggio, visite guidate e passeggiate regolarmente sold out, numeri in costante crescita di biglietti staccati per mostre e musei cittadini. A Gorizia gli eventi marchiati Go 2025 trainano lo sviluppo del turismo. Nei primi 4 mesi dell'anno l'incremento delle presenze in città è stato del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati sono stati presentati in municipio alla presenza dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, che ha ricordato come già nel 2024 Gorizia e il territorio circostante, Monfalcone e il Collio, hanno raggiunto il 500.000 di presenze, più 6,8% rispetto all'anno prima, più 31,6% in 5 anni. Molto soddisfatto il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha parlato di una vera rivoluzione. Dati per quanto riguarda il comune di Gorizia eccezionali nei primi mesi di quest'anno, e sappiamo che gennaio, febbraio, i primi di marzo non sono dei mesi tradizionalmente vocati al turismo. Abbiamo raddoppiato le presenze in castello, perciò il simbolo del nostro turismo. Abbiamo sentito i dati anche di Confcommercio per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera, che è quadruplicata nel corso dell'ultimo anno e mezzo, da meno di 300 posti letto a oltre 1.000 posti letto, oltre circa 1.100 posti letto. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Coronini, che è riuscita entro i primi mesi di quest'anno a raddoppiare i dati dell'edizione precedente. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Cassa di Risparmio, con le tante opportunità. Ecco, davvero poi ci sono anche tanti altri soggetti che concorrono insieme a noi. Ma Gorizia è letteralmente esplosa, i cittadini se ne rendono conto, e una cosa che mi ha fatto davvero piacere, testimonianza di Confcommercio, che dice che coloro che vengono a mangiare da noi e a dormire da noi sono tutti felici di quello che vedono nella città di Gorizia. L'eccellenza enogastronomica della nostra regione è riconosciuta ormai a livello nazionale. Non solo, oggi il presidente Massimiliano Fedriga ha premiato le realtà del settore presenti nella guida Best Gourmet Alpe Adria. Ristoranti, vini, food sono le categorie che stamani sono state premiate in regione nel corso di un appuntamento cui ha preso parte anche il presidente Massimiliano Fedriga. 6 realtà regionali, la cui eccellenza, assieme ad altre 6, è stata riconosciuta dalla guida Best Gourmet 2025 Alpe Adria. Nel corso dell'informale cerimonia Fedriga ha sottolineato come la valorizzazione della gastronomia sia parte integrante dell'azione di promozione della regione. Best Gourmet guarda dunque al Friuli Venezia Giulia con estrema attenzione, segno che è cresciuta l'offerta enogastronomica della regione e, se vogliamo, di un'area più vasta, ma conseguentemente anche la qualità di tale offerta. La strada intrapresa in questo senso, ha ricordato ancora Fedriga, è molto lunga, anche se è vero che dappertutto nel nostro paese il territorio del Friuli Venezia Giulia è ormai additato quale una realtà di eccellenza. Abbiamo preso in mano una situazione che oggettivamente era non organizzata. Abbiamo trovato una promozione della regione che era a pezzi, che non era coordinata, che non riusciva a raccontare il nostro territorio. Penso che l'abbiamo cambiata in modo professionale, serio. I risultati stanno arrivando, ma la strada da fare è ancora molto lunga. È tutto, buon proseguimento di serata e arrivederci.